I am my dream, second out, fuori secondi. Qui c'è spazio solo per chi vuole essere il primo. Oggi siamo qui con Marta Basso. Ciao Marta. Ciao Luca, ciao a tutti. Ti do il papero. Ascolta, cominciamo subito. Ti ho visto che sei una ragazza molto determinata. Quanto conta per te l'autostima? Faccio partire il tempo. L'autostima è tutto nella realizzazione di qualsiasi progetto abbiamo in testa, ma non solo. L'autostima è tutto nel capire quale progetto vogliamo avere in testa. Tante volte a me capita di parlare con ragazzi e anche persone meno giovani che mi dicono vorrei reinventarmi oppure non so qual è la mia strada. E allora io dico, quante volte ti sei fatto o ti sei fatta questa domanda? Allora rimangono un po' interdetti e mi dicono, 1, 2, 3, quante volte hai provato qualcosa che non conoscevi? 4, 5, 6, sono troppo poche. Lo sport ci insegna che se tu non ti alleni non hai risultati, no? Ed è la stessa cosa nella vita, ma ti puoi allenare solo con un obiettivo. Per cui se io sono la prima a dirmi non posso farlo, non riuscirò mai a farlo. Dopo io non voglio che passi il messaggio che basta crederci forte e le cose succedono, perché non è vero, l'abbiamo appena detto. Se io però ho chiaro chi sono io, mi sono fatta delle domande, mi sono chiesta che cos'è per me il successo, che non è detto che siano i soldi, le macchine, sposarmi, avere dei figli, può essere qualsiasi altra cosa, per cose diverse tra me e te già, e siamo in due. E quindi bisogna staccarsi da un concetto di successo, di realizzazione nella vita che ci hanno dato gli altri, perché noi siamo esseri umani e in quanto tali abbiamo un cervello e una capacità di pensare le cose che vogliamo noi. Ma la vera domanda è perché noi dobbiamo far crollare le nostre sicurezze, la nostra autostima, il nostro credere in noi stessi e il nostro anche conoscere i nostri punti di forza e di debolezza di fronte al fatto che qualcun altro possa pensare qualcosa di noi, no? Perché non postiamo sui social? Perché non facciamo uscire quella canzone, quella cosa che abbiamo scritto, o non proviamo una strada che magari ai nostri genitori non fa impazzire, magari anche quella sportiva, perché magari non ci credono, perché abbiamo paura del giudizio. Ma la verità è che siamo solo noi che abbiamo le chiavi della nostra vita, sia con la testa, sia con l'allenamento e il corpo. Quindi anche le belle idee non servono a niente, bisogna sempre mettere in pratica, altrimenti rimangono solo delle belle idee che non servono a nessuno, sono solo belle per parlarne al bar. Quindi credo che l'autostima sia tutto, ma soprattutto la capacità di limitare ciò che fuori ci condiziona, cioè e di andare avanti per la nostra strada. Autostima non vuol dire essere convinti di essere i capi del mondo, vuol dire anche conoscere i propri limiti, perché se non li conosciamo non li possiamo superare. Soprattutto diamo ai nostri nemici, alle persone che non credono in noi, delle armi per combatterci. Invece se noi li raccontiamo e ne siamo consapevoli, allora forse non sono così forti, no? E possiamo usarli a nostro vantaggio. 6 secondi e ho finito. Hai visto? È stata velocissima. Hai parlato benissimo, sei stata anche super veloce. Grazie. Bravissima. Luca, adesso il timer è mio, quindi sono affari tuoi. Tocca anche a te una domanda, e la domanda che mi piace sempre fare, che faccio anche a te, è questa. Esiste un momento nella vita di tutti, o forse più momenti, in cui c'è un click, in cui capiamo che stiamo prendendo la strada che ci piace e che ci porterà a qualcosa di bello e che risponde ai nostri desideri. Un momento in cui ci lasciamo indietro tutto quello che sono le cose che dicono gli altri, le nostre paure. Voglio sapere quando è stato il tuo momento di click. Bene, è partito il tempo. Il momento di click credo che non ci sia stato un vero e proprio momento scintilla, credo che sia stata una crescita, un'evoluzione continua nel tempo. Molte volte, lo dico anche ai ragazzi, non è il talento che noti in una singola occasione o in una determinata cosa che fai che te ne accorgi che sei veramente portato a fare quella cosa. Credo che, penso come anche tu molte volte racconti alle aziende, ai ragazzi o chi incontri sia fisicamente ma anche nei social, credo sia una crescita continua e sia il duro lavoro che ti porta a capire
che puoi fare qualcosa di più rispetto a quello che possono fare gli altri, e puoi farlo perché hai molta passione in quello che fai, ci metti tanto entusiasmo e vuoi raggiungere un obiettivo che poi può essere per diverse cose il raggiungimento di questo obiettivo. Ad esempio può essere per un motivo personale, un raggiungimento che può essere di tipo economico o di tipo sociale, quindi ci sono diverse occasioni da tenere in considerazione. La mia è partita come una voglia, poi è diventata una missione. Una volta raggiunti certi obiettivi e certi traguardi, la mia voglia è mutata e ho intrapreso altre strade. Ad esempio questo progetto, che fa parte sempre del mio essere, è comunque uno stimolo in più verso la mia natura, e questi stimoli in più mi portano poi a alzare sempre di più l'asticella e raggiungere risultati sempre più alti, nonostante poi anche le sconfitte entrano in campo, ma le sconfitte vanno prese così come sono, no? Un po' com'è la morte, no? Sono dei tabù che vanno un po' sfatati. Bisogna capire che non siamo perfetti, che bisogna lavorare duramente e che bisogna inseguire i propri obiettivi, anche se poi sicuramente lungo il percorso ci sarà qualcosa che ci cercherà di limitarci, no? Qualche fossato difficile da attraversare. Ecco, io questo click non l'ho mai avuto come momento scintilla. Credo sia stato un fuoco difficile da accendere, ma che piano piano sia diventato sempre più grande e che nel tempo si sia alimentato con tutte quelle cose che stanno attorno ai progetti che io continuo a portare avanti. Io ho cominciato da giovane mettendo il pugilato a fianco all'attività scolastica, l'ho portato avanti nel mondo lavorativo e poi ho trasformato la mia passione in un vero e proprio lavoro. Ecco, sul gong. Il tempo è finito. Visto che siamo entrambi abbastanza giovani, siamo della stessa annata, entrambi vulcani di idee, con tanta passione, tanta voglia di fare e voglia di crescere, anche di sbagliare, dire le cose così come siamo. Volevo capire da te cosa ne pensi e cosa vedi del tuo futuro. Prendo il timer. Partiti col microonde. Io nel mio futuro sono contenta di non vedere qualcosa nello specifico dal punto di vista aziendale o imprenditoriale come contenuto di quello che farò, però quello che vedo è sicuramente la stessa, e quello che spero, lo stesso desiderio, la stessa spinta di continuare a creare e di continuare, come hai detto tu prima, proprio anche a mettere a terra le cose che penso, perché se le pensi e basta non servono a niente, e anzi diventa frustrante perché non le vedi vere e dici oddio, in realtà l'unica cosa è metterle in pratica. Spero di non perdere mai questa disciplina che mi sto insegnando, di continuare a costruire passo dopo passo, di avere sicuramente un team e una squadra di lavoro a supporto che mi possa aiutare in tutti questi obiettivi, perché oggettivamente far tutto da sola a livello personale e in pochissime persone, io e il mio socio in azienda, sta diventando complesso, però stiamo crescendo e poi soprattutto vorrei davvero continuare a impegnarmi nelle cose che anche socialmente mi interessano, quindi la salute mentale, quindi l'inclusione anche dei giovani, quindi la difesa delle donne, non solo dalla violenza, quella che non si racconta, tipo la violenza psicologica, che non se ne parla mai. E continuare a fare questo e continuare a creare un'ancora di dialogo tra generazioni. Questo è quello che spero di fare con un lavoro anche un pochino più strutturato. Adesso tocca a te però. Invece io, nel mio futuro, credo che il futuro cominci da adesso, nel senso che bisogna seminare per raccogliere il futuro, e questo lo sto già facendo, sto cercando di continuare, spero per più lungo tempo possibile, a varcare i ring più importanti di tutto il mondo, ma oltre a questo credo che l'altra cosa importante sia fare qualcosa che mi realizzi e gratifichi oltre lo sport.
spero di farlo già da adesso, sto già mettendo giù appunto, come ti ho detto, dei paletti, sto cercando di fare qualcosa che in futuro possa realizzarmi. E come farlo? All'interno della palestra, sicuramente aiutando i ragazzini, come hai detto tu, molte attività legate al sociale, e poi anche evolvere, quindi cercare di cambiare un po' la strategia della palestra come vista attualmente, cercando di dedicarmi molto di più in attività specifiche sia con gli imprenditori sia con persone che sono molto legate alla crescita personale, e poi anche, come dire, regalando anche del tempo a quelli che saranno i futuri campioni. Ecco, quindi credo che questo sia il mio futuro. Bene, abbiamo finito.